quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? È il momento di presentarvi l'ospite che vi avevamo annunciato. Una showgirl amata in tutta Italia, per noi è un grande privilegio averla questa sera a bordo della nostra astronave. Con noi Barbara Chiappini! Buonasera Barbara! Benvenuta! Come stai? Grazie per avermi invitato a casa tua. Grazie assolutamente per aver accettato il nostro invito. Mi sto divertendo molto, mi sono molto simpatici tutti i tuoi ospiti. Hai visto come dice le bugie bene sta No, ragazza? è vero. Ho ragione. E poi mi piacciono molto le tue bretelle. Visto? Ma come mai? Questo look bretelloso, quest'anno Perché? abbiamo scelto così. Come stai? A voi piace con le bretelle? Ma devo dirti, sì, meno o male, no, insomma. meno male, sì, ancora Vabbè, riesco a permettermelo. Tu ormai innamorata della nostra terra. Io sono innamorata, sì, della vostra terra, e anche se non è la mia, è come se in un qual vero. senso fossi adottata vero. dalla Sicilia e in particolare da Catania. È vero, è vero. Allora, cominciamo a parlare di Barbara Chiappini, perché tutti voi la conoscerete come una grande showgirl, personaggio nazionale, brava e simpatica, ma molto pochi sapranno che tu hai studiato 4 anni di violino. Sì. Quindi la tua carriera doveva essere musicale all'inizio. Ho una formazione del Conservatorio di Piacenza, dove io sono nata, dove la mia famiglia ancora vive, e ho intrapreso lo studio del violino e del pianoforte complementare, quindi ho una base musicale. Infatti questo tappetino musicale mi fa molto piacere, grazie, mi ricorda... Dopo li giudicherai, perché dopo li hanno giudicherò. qualcosa in serbo per te. Ma la bellezza, voi lo sapete, nella vita poi apre tutte le porte. Allora, la prima grande esperienza... Beh, non sempre la bellezza apre Non tutte sempre. no, Ma a volte le chiude. Perché a volte le chiuderà, ci faremo dire perché. Ma è stato un concorso di bellezza che però ha aperto le porte di tutto. Anche perché tu sei stata l'unica italiana a vincere un titolo importantissimo in un'italiana per Miss Mondo. Sì, ho partecipato nel 93, quindi ero un po' all'inizio della mia carriera, al concorso Un'italiana per Miss Mondo, e mi ha portato fortuna questa cosa perché in Sudafrica, dove si è svolta la finale mondiale, i giornalisti scrivevano che io ero la nuova Sofia Loren, quindi mi avvicinavano a questa straordinaria attrice che per me, insomma, va oltre la bellezza, è un simbolo proprio della mediterraneità, della bellezza. E questa cosa mi ha aiutato moltissimo nella carriera, perché... Miss Fotogenia, tu hai vinto questo titolo? Miss Mondo Fotogenia, sì, mi ha aiutato moltissimo. Poi Carlo Conti mi scelse per Domenica In proprio grazie a questa somiglianza. E da lì poi ho iniziato a fare televisione. La bellezza però certe volte chiude le porte, perché? Perché non sempre, è un'arma a doppio taglio, insomma, perché è difficile poi fare le scelte giuste, hai delle avance, quindi insomma devi cercare... Ma sono vere queste cose, no? Dai, non è vero, Bunga Bunga è tutta un'invenzione. Non lo so, non ci sono mai stata, però... Brava Barbara, perché poi io ho la fortuna di conoscerla abbastanza bene e devo dirvi che lei alla bellezza straordinaria associa una professionalità e una bravura che vanno oltre qualsiasi altra cosa. Ecco, però una cosa importante è saper poi... come dire, approfondire non solo la bellezza, ma quindi studiare, essere preparati, cercare un po' di cogliere le opportunità che la vita offre. Quindi la bellezza è vero, apre delle porte, poi però le capacità e insomma... Ma che bella Barbara Chiappini! Allora adesso
Ti sfido, qua ci serve la Chiappini musicista, quindi la Chiappini violinista e pianista, perché la nostra Movida Small Orchestra ha pensato una notte intera per dedicarti questa canzone. Movida Small Orchestra per Barbara Chiappini. Sono curiosa, Cinema e teatro, che forza sei. Voglio dirti che ti adoro. Ogni giorno della vita io ti vorrei. Il tuo sorriso vale oro. Chiappini, ad ogni scena dai valore. Chiappini, sei sempre la mia minilore. In quello che fai, il più innamorato dei tuoi fan mi troverai. Mi piaci così, così, my baby. Chiappini piena di valore. Chiappini, sei sempre la mia minilore. Movida Small Orchestra! E chi te la... Vedi come hanno ripetuto Chiappini, Chiappini, suona chi te bene, l'avrebbe suona mai bene, detto? Esatto. Sono stati bravi, li promuoviamo. Molto promossi. L'applauso a Riccardo Gangemi, a Elena Rocca, a Salvadorno e al maestro Daniele Limpido, perché di notte creano queste meravigliose canzoni. Allora, sei sposata, innamoratissima, ma io adesso metterò alla dura prova la tua fedeltà, perché ti presento un uomo bello. Davvero? Alto, A me piacciono gli uomini mago, belli. Mi poi sai, piacciono. mediterraneo. Sei pronta? Mi raccomando, è una tentazione. Come mi Lo devo chiamiamo in preparare? coro Mago Peppe! Buonasera, buonasera telecomici! Comodi. Molto piacere. Ma il piacere è tutto mio. È un piacere. Ma un hai piacere. visto che è bello? È bello, è bravo. Io lo dico da inizio puntata che non vedevo questo momento. Cioè, Sai che oggi ho cominciato facendo le flessioni, che si doveva allenare per allenare? te. Eh sì. Sto allenando Bene. anche perché ho scritto una poesia per te. Ti do del tu in Quindi questa poesia. Da mago sei diventato poeta. Un poeta, maestro, mi può accompagnare con un sottosfondo di Guarda che è un sottosfondo. Sottosfondo. Sottofondo. Sottobosco musicale. Sento anche la magia, signor Presidente. Mi piacciono i capelli, ma non i capelli di tutte le donne, i tuoi, Chiappini. Mi piacciono gli occhi, ma non gli occhi di tutte le donne, mi piacciono i tuoi, Chiappini. Mi piacciono i denti, ma non i denti di tutte le donne, mi piacciono i tuoi, Chiappini. Insomma, mi piacciono i tuoi Chiappini. Signori, Ho capito. Mago Peppe! Ma che figura ti puoi fare? Bravissimo. grazie.
Ma basta con tutti sti Contiamo bene, banchi. io lo dicevo che dovevo fare Tu sei flessioni. qua, sei pagato come attrazione per fare i giochi, non per fare le poesie. Ma li ha già fatti un po'. Ma guarda che dai. gioco, guarda, No, è così. è una cosa non... Io Artista ora da strada, vi farò vedere un gioco di magia di quella Sì. proprio da maghi. Allora, Senza che però fai tutta fai vedere che stai fare la Vede, mischiata vede all'americana. come cazzo Dai, facendo? fai, dai, andiamo, portiamo a casa la puntata. queste qua sono le carte, sono una diversa Controllo, dall'altra. che non sì. sia il mazzo truccato. No, controlli bene, controlliamo. Va bene. Allora, mi dica stop quando vuole. Ancora, stop. Qua, dopo il check di Sì. qua. Mi prenda questa carta se vuole questa. Allora, la faccia vedere a tutte le telecamere, io Vediamo mi quella giro. della telecamera. vedere. Quella perfetto. Eccoci qui, l'abbiamo vista. Posso girarmi? Sì, Mago, non guardare i monitor. Allora, metta la carta all'interno del mazzo. Posso scegliere dove? Assolutamente sì. Tenga, guardi tutto il mazzo, faccia tutto lei. Prenda, mescoli, che mi sembra giusto. No, perché non mi fido dei maghi. Mi sembra No, ma anche nessuno giusto. si deve, Io soprattutto mi fido- di lui. No, Non bisogna fidarsi. Mescolo? Mescoli. Sicuro? Sì, sì, Posso sì. tagliarle così? Mago! Sì, Barbara, puoi fare quello che vuoi. Mago. È sicuro? Non è che fa una brutta figura, non voglio. Basta? Ok, basta. Basta. Mi dia il mazzo. È rimasto male. Te la ricorda ancora la carta? Io sì, sì, sì. voglio... È qua all'interno del mazzo. Sì. Non ci serve a niente. Ma no, Mago! No, aspetta, ora vediamo dove vogliamo arrivare. Vediamo dove. Vabbè. Signorina Chiappini, mette le mani così. Allora, sente l'esigenza di baciarmi in questo momento? Mago, ma che Proprio c'entra sempre adesso, l'esigenza? adesso davanti a tutti. Magari dopo, dice. Oh! L'ha detto lei! Mago, tu Di sei solito mago. mi dicono no secco, invece lei proprio qua davanti a tutti si è fatta un po' di coscienza. Allora, signore, qua è un grande momento di televisione, si avvicini, qua c'è una tasca. Mago che fa? Metta 2 dita in questa tasca. Ok, oso? Poi- No, sto scherzando, c'è una carta. Vado, Aspetta, prima Bravano. dichiariamo la carta della Chiappini, allora Che diciamola. carta era? Ecco, c'è una carta, c'è una carta. No, Che carta? è questa! Era lei! Era 10 di picche! Miracolo! Qua mi mettiamo insieme alle altre. Grazie. Ma sei contento? Il gioco è riuscito benissimo, abbiamo buttato ed era quel gioco è riuscito benissimo. Da manuale! Però io però- proporrei, signor presentatore, se lei mi fa fare la cosa inversa. No, che io prendo no, la carta e no, la. no, non si può fare. Va bene, me ne Non si vado. può fare. Ciao, No, dovrebbe. grazie mille. Sono assassino. Barbara, scusami, del cast lui è il peggiore di tutti. Bravo. Allora, Barbara, una cosa che hai fatto che non avresti voluto fare in TV, in teatro o al cinema? Non rimpiango nulla, va bene tutto, anche È una cosa che ancora non hai fatto, che vorresti fare? avere un figlio. Avere un figlio, allora questo è l'augurio che noi ti facciamo, ci mancherebbe. E allora, grazie davvero per essere stata con noi. Noi lo ricordiamo ancora una volta, protagonista assoluta di Shopping Story, una delle trasmissioni di punta di Telecolor. Sei non qui. ci sono solo Sei io, qui- E ci sono anche io, ti faccio un po' Certo. da cicerone, però raccontiamo ancora una volta la bellezza imprenditoriale della città di Catania e delle zone limitrofe con una straordinaria artista italiana che è Barbara Chiappini. Grazie Barbara, grazie davvero per essere stata qui con noi, un piacere enorme, Barbara Chiappini!